Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qualche settimana fa avevo fatto un video dove vi mostravo come costruire il blocco Gutenberg media e testo con l'HTML e CSS, ok? Ovviamente per me è stato abbastanza naturale fare quel blocco in Flexbox come sono solito lavorare. Mi è stato fatto notare però nei commenti che effettivamente questa cosa non ci avevo dato peso. Il blocco originale è fatto con CSS Grid, ok? Quindi grazie per il feedback e giustamente allora a questo punto che facciamo? Andiamo a rifarlo con CSS Grid, ok? Prima di iniziare però, se avete piacere, vi ricordo di iscrivervi al canale e aiutarmi a fare crescere questa community, lasciate un bel like se il video vi è servito o vi è piaciuto e lasciate nei commenti tutte le domande che ritenete opportuno farmi, cercherò di rispondere come faccio sempre a tutti, ok? Sigla! Bene, allora prima di iniziare, cartellina che mi sono già preparato, ho inserito un'immagine nella cartella immagini, ho la struttura solita di HTML e CSS, nel foglio di stile qualche asset che conosciamo benissimo, box sizing, border box, margin 0, padding 0, annullo il box model, font family, Montserrat, gestione delle immagini responsive che va sempre bene, un contenitore, uno spacer e una media query per andare ovviamente a gestire poi anche il responsive. Anche in questo caso abbiamo due modalità, l'immagine caricata come HTML e l'immagine caricata come sfondo. Allora partiamo con la strutturazione, mi faccio un bel content.spacer per creare la mia prima struttura iniziale e all'interno andiamo a definire quello che è il nostro blocco, quindi lo chiamiamo block, facciamo block-media-text che farà da contenitore. All'interno di questo abbiamo i due blocchi, nella parte iniziale andiamo ad inserire il block che chiameremo media, quello per l'immagine, al cui interno vado a creare un figure e dentro questo figure mi vado a caricare l'immaginina che mi sono prontamente messo nella cartella immagini che si chiama pic, ok? Non faccio guida, alt e compagnia bella perché stiamo giocando, ok? Il secondo blocco invece, che sarà quello con il testo, vado a chiamarlo block-text, ok? E al suo interno andiamo ad inserire un H2 e ci scriviamo hello world, ok? E poi andiamo ad inserire un paragrafo e ci mettiamo un po' di testo, lorem ipsum, ok? Questa è la struttura di base che grosso modo mi va bene per entrambe le situazioni. Adesso andiamo a lanciare l'anteprima, abbiamo l'immaginona e il testo, ok? Benissimo. Step numero 2, andiamo a lavorare nel foglio di stile. La prima cosa che dobbiamo fare per entrambe le situazioni, che rimane praticamente invariata, grosso modo, per entrambe, è quella di andare a richiamare il nostro block che abbiamo chiamato media-text, ok? E questo blocco lo dobbiamo trasformare ovviamente in un display grid. Al suo interno andiamo a gestire il grid template rows, quindi il numero di righe che si vengono a creare, e possiamo lasciare, come fa giustamente anche Gutenberg, auto in questo caso, e poi il numero di colonne che sono il template columns, ok, che andiamo a definire, e le colonne sono, ne facciamo una al 60%, quella dell'immagine, e auto quella a fianco che si va a gestire di conseguenza, ok? Non dovrebbe essere cambiato assolutamente niente, anzi sì, si sono già allineati giustamente, e adesso andiamo un attimino a settare la gestione delle nostre dinamiche. Allora, iniziamo con il blocco media. Il blocco media che abbiamo creato, ok, come prima cosa ne andiamo a definire una direction degli elementi. Questo è un po' default, ho visto, anche se non lo mettete grosso modo funziona uguale. Usiamo un LTR che sta a dire left to right, ovviamente c'è anche l'RTF, scusatemi, che è il right to left. Adesso dobbiamo andare a definire la posizione dell'immagine, quindi grid row, e l'immagine si trova sulla prima riga, che è l'unica che abbiamo, e poi il grid column, dove l'immagine si trova nella prima colonna delle due che abbiamo. Andiamo a definire che il blocco media, block media img, l'immagine all'interno della struttura abbia un vertical align middle, quindi sia centrata
quando si va a stringere il testo, ok? Perché ovviamente quando si stringe il testo cambiano un po' le dinamiche. Poi abbiamo dall'altra parte il blocco di testo e qua vado a ricopiare anche pari pari le dichiarazioni che potete vedere anche in Gutenberg se andate a lavorare con questo blocco e lo ispezionate. Facciamo un padding del 0,8% di gap destra-sinistra, anche in questo caso la direction viene dichiarata con il left to right, ok? E poi abbiamo il grid row che va a definire la riga, che è una, perché una riga abbiamo, questo sarà importante dopo ovviamente, e poi abbiamo il grid column che invece va a definire, aspetta che lo scrivo perché ho scritto grid column che invece questa volta è la seconda colonna, ok? E centriamo un attimino il testo con align self center, testo da sopra e sotto. Già facendo così dovremmo aver creato una situazione assolutamente già perfetta di per sé, vedete? Quindi abbiamo la nostra colonna media testo, vedete che tutto continua a essere centrato, poi a una certa ovviamente dobbiamo passare in modalità telefono, ok? Per fare questo dobbiamo andare nella nostra media queries, nel nostro breakpoint da 600, richiamiamo il block media test che abbiamo creato prima e andiamo a dirgli che le colonne a questo punto devono essere grandi, quindi grid template column non più 60% auto ma 100% entrambe, ok, tutte le colonne grandi al 100%, e poi dobbiamo solamente andare a fare una piccola modifica al blocco testo perché il blocco testo a questo punto cambia posizione, quindi intanto metto un po' di padding top perché sennò si appiccica tutto, ok, e andiamo a dirgli che il grid row questa volta è 2, dobbiamo creare 2 righe. Ok, perché il blocco testo deve andare sotto in una seconda riga, mentre il grid trattino column rimane sempre sulla prima. Ok? Quindi se ricarico non ho cannato niente, a una certa quando entriamo nei 600 si crea la situazione, vedete, su 2 righe invece che su una riga solo, con le colonne gestite perfettamente. Molto bene, questo per quanto riguarda il caricamento dell'immagine inteso come HTML, vedete tasto destro, apro immagine un'altra scheda. Adesso invece voglio fare la stessa cosa caricando l'immagine come cover, qui cambiano alcune piccole dinamiche, ok? Allora vado subito nella index e la prima cosa che vado a fare è andare a tirarmi fuori dalle balle l'immagine, ok? La vado a cancellare, il div block media a questo punto mi diventa assolutamente un background, qui non si vede più naturalmente. Allora cosa cambia? La prima cosa che cambia è che nel foglio di stile dobbiamo tornare sul blocco media, ok? Questa qui non ci serve più l'allineamento perché diventa inevitabilmente uno sfondo, e andiamo a caricare con la proprietà background in primis l'immaginina, quindi img pic jpeg, poi diciamo di non ripetersi come è consuetudine, quindi no repeat center, e poi diamo un bel background size con valore cover, ok? Cosa succede? Succede che l'immagine occupa lo spazio definito dal testo, come è giusto che sia. A questo punto, come fa il buon Gutenberg e come è giusto fare, andiamo ad aggiungere un altro piccolo parametro, un'altezza minima, un min height, facciamo che ne so 450 pixel, ok? E andiamo a garantire la stessa identica dinamica di prima, solo che stavolta l'immagine ovviamente è di sfondo. L'immagine si stringe e si adatta, vedete, a un certo punto ovviamente qui dobbiamo di nuovo andare a sistemare 2 cazzatine. Il grosso del lavoro tutto sommato, vedete, è già fatto. Andrei eventualmente a gestire una dinamica in più qua sotto, andrei ad aggiungere che il eventuale block media sia leggermente più piccolo, ok? Ma niente di che, abbiamo min height, gli togliamo cosa facciamo? Un 3,50 invece che 4,50 per non avere un'immagine, per fare un'immagine un po' più quadrata e meno rettangolare, vedete? Però alla fine abbiamo la stessa identica casistica e abbiamo gestito meravigliosamente entrambe le opzioni. Ok ragazzi, allora è tutto, sono ben lieto di aver rifornito questa seconda opzione anche sulla base dei commenti che mi avete lasciato. Scegliete voi cosa è meglio usare per fare questi blocchi media testo, Flexbox, video in precedenza che magari vi lascio nella descrizione o nel finale, ok? E o eventualmente la modalità con CSS Grid. Io sono un po' restio a usare CSS Grid per fare delle cose così basiche, ok? Però effettivamente anche questo può avere i suoi vantaggi.
vantaggi nella gestione, ok? Noi ci vediamo alla prossima, come sempre vi saluto e vi ringrazio. See you next time!